Di Mauro Giorico, tecnico del Fertilia. Innanzitutto siete riusciti a vincere in casa come non succedeva da un po' di tempo e poi insomma grande prestazione, siete sicuramente la squadra che gioca il miglior calcio dell'eccellenza da quello che abbiamo visto. Ma questo ci fa piacere, grazie, sapevamo di essere una buona squadra, di esprimere un buon gioco, purtroppo noi siamo penalizzati in questo periodo dai campi pesanti, soprattutto al nostro perché è un campo dove non appena piove si allaga, per cui è difficile giocare soprattutto in casa. Oggi, penalizza una squadra tecnica sì, come la vostra? Una squadra tecnica veloce come la nostra viene penalizzata. Oggi siamo riusciti finalmente a giocare al Mariotti e abbiamo dimostrato di essere decisamente in ripresa. La ripresa di questa squadra si è vista anche domenica scorsa in un campo buono come il sito di San Teodoro, dove eravamo in vantaggio, stavamo gestendo bene la partita e poi siamo rimasti in 10 per un'ora e con la caparbietà siamo riusciti a strappare un punto. Oggi abbiamo dimostrato di valere comunque una posizione ai playoff, la squadra c'è dal punto di vista della condizione fisica, dal punto di vista mentale, nonostante ci mancasse la vittoria da diverse settimane, oggi siamo riusciti finalmente a sbloccarci e a divorarci una marea di gol da rete. Ecco, forse questo è il difetto di questa squadra, che costruisce tantissime palle e gol, tra l'altro con fraseggi, scambi di velocità, che è veramente un piacere vedervi, però non riuscite magari al momento qualche calo di concentrazione, forse troppa sicurezza dei mezzi, no? Ma io direi invece che c'è un qualche cosa che frena questi giocatori che si presentano davanti alla porta e purtroppo non hanno la lucidità e la freddezza giusta per realizzare. Spero che sia comunque una situazione momentanea, che appunto qualche giocatore come Dettori, Mura si sblocchi e poi vedremo di divertirci con questo campionato. Certo. Perché in questa corsa ai playoff tante squadre sono coinvolte, alcune sono state tagliate fuori, insomma, come la Torre. Secondo lei quali sono quelle che alla fine riusciranno a entrare nel lotto delle quattro? Questo è difficile dirlo perché ci sono diversi scontri diretti anche in questo turno, per cui dovremo vedere un attimo i risultati. Noi cercheremo di giocarcela alla pari con gli altri e cercheremo di fare di tutto appunto per raggiungere il quarto e il quinto posto. Ecco, lei insomma, è un amante del bel gioco, ha inserito anche diversi giovani in questa squadra. Secondo lei dei fuoriquota che ha visto in campionato di eccellenza, quali meritano di essere citati? Ma sicuramente quelli che noi stiamo facendo giocare sono dei fuoriquota che si distinguono, poi per la giovane età magari qualche pausa ce l'hanno anche loro, però sono dei giocatori che sono buoni e non si vede la differenza con gli adulti, diciamo. Poi posso citare sicuramente il Cossu del Porto Torres, che è un ottimo fluidificante, ma ce ne sono tanti altri, per cui diciamo che noi siamo contenti di quelli che abbiamo, di quelli che stiamo facendo giocare, perché stanno dimostrando di valere tranquillamente il campionato. Certo. Per chiudere le chiedo come vive insomma, il momento felice dell'Alghero, lei che ricordiamo ha portato l'Alghero ad alti livelli, ecco, dall'altra sponda come si vede questo esploit del calcio catalano? Ma sicuramente fa piacere che l'Alghero possa ambire all'assalto di categoria. Io gli faccio gli auguri perché ho comunque conservato un ottimo rapporto con dirigenti e quant'altro, per cui sono sicuramente un tifoso dell'Alghero, per cui forza Alghero, in bocca al lupo Alghero. Certo. Così come tra l'altro devo dire per il Fertilia. Assolutamente, noi naturalmente le facciamo un grande in bocca al lupo, le rinnoviamo i complimenti insomma, perché oltre ai risultati arriva anche il bel gioco e sembra un piacere anche per le persone che sono venute oggi a seguire la gara al Mariotti in questo anticipo e facciamo insomma, un grande in bocca al lupo per questo finale stagione che vedrà sicuramente il Fertilia protagonista nella lotta dei playoff. Io vi ringrazio e spero che appunto la vostra presenza sia di buon auspicio per il Fertilia. Grazie. Grazie mister. Siamo in compagnia di Gianni Ledda, direttore sportivo del Fertilia, allora 2-0 contro l'Olmedo, una bella vittoria che ci voleva insomma dopo i passi falsi casalinghi, no? No, ci voleva anche perché eravamo reduci da un mese senza vittoria, dopo il 5-0 Villa Simius
avevamo solo pareggiato o perso, e questa è... Il Mariotti vi porta bene? Diciamo che giocare su un campo decente, perché purtroppo il nostro quando piove si allaga sempre, quindi è sempre molto pesante. Giocare su un campo così, vista la tecnicità dei nostri giocatori, sicuramente riusciamo a esprimere un buon calcio. Certo. Parliamo un po' del vostro campionato di eccellenza. Voi siete un po' la rivelazione tra le big favorite per la vittoria del campionato. Ecco, a parte il Porto Torres, voi potete sicuramente giocarvela con tutti, lo stesso Muravera. Secondo lei qual è la cosa più forte in questi playoff? La più forte sicuramente in assoluto è il Porto Torres, anche perché ha costruito veramente una bella corazzata, ha ottimi uomini in tutti i reparti, più le varie riserve che in qualsiasi altra squadra giocherebbero titolari. Castiadas e Muravera sono una bella realtà, e noi San Teodoro e Tortolì ci stiamo giocando, diciamo così, gli ultimi due posti per questi playoff. Ricordandoci magari che l'anno scorso poi il Selardius, che è stata l'ultima ad entrare nei playoff, è riuscita a salire di categoria, quindi magari insomma non sarebbe male, ecco. Noi abbiamo molta fiducia al nostro preparatore atletico, in Simone Dapice, è un ragazzo che li fa lavorare in maniera molto appropriata, molto sodo, e sicuramente i frutti speriamo che in primavera potremo coglierli anche noi. Voi naturalmente avete alle spalle anche un bel settore giovanile che consente poi di inserire i ragazzi in prima squadra, questo insomma è anche motivo di orgoglio, ecco, per una piazza come la vostra. Noi siamo già la squadra più giovane del campionato, abbiamo un'età media di 21 anni e 3 mesi. Molti di questi ragazzi infatti lunedì giocheranno, che hanno giocato anche in prima squadra, lunedì giocheranno con la Juniores contro la Torres. Sono ragazzi che chiaramente fanno il doppio lavoro, giocano con noi o vengono in panchina con noi, poi vanno a giocare con la Juniores. Siamo molto contenti di loro, anche perché poi tutto il settore giovanile, dalla Juniores che è terza, gli giovanissimi lo stesso che sono terzi o secondi, gli allievi che sono a metà classifica stanno facendo molto bene, senza considerare, considerando anche il settore dei primi calci, quindi Pulcine eccetera, su circa 400 ragazzi con l'accordo che abbiamo fatto col Catalunya, e siamo molto soddisfatti. Per il futuro sicuramente il Fertilia avrà ottimi validi giocatori cresciuti nel vivaio. Ecco, per chiudere le chiediamo di mandare un messaggio a tutti i tesserati del Fertilia per questo finale di stagione, ecco, qual è il messaggio che vuole mandare? Il messaggio è quello di continuare così, con la stessa serenità, con la stessa allegria, anche con la voglia di divertirsi, perché ok, i risultati sono sempre molto importanti, però è pur sempre un gioco, siamo a livelli dilettantistici, certo, prima di tutto deve venire il divertimento, poi i risultati, per carità, se sono accompagnati a bel gioco sicuramente fanno piacere. Assolutamente, insomma, speriamo che il carnevale continui, ecco, durante la stagione. No, infatti, speriamo che passi il più presto possibile, così almeno in campo magari. Oggi abbiamo anticipato, stasera possono andare a divertirsi, si possono mascherare e da domenica prossima si ripensa nuovamente al campionato. Va bene, grazie ancora e in bocca al lupo per questa stagione. Grazie a voi, crepi il lupo.